Grazie, grazie della presentazione, grazie alle organizzazioni. Giovanni, oggi è bel tempo, mi dicevi che il 70% circa delle ultime edizioni si era manifestata con brutto tempo, pioggia, oggi finalmente pare, qua siamo nella fossa e non sappiamo come fuori, però pare che sia bel tempo, questo credo che sia un bel segnale, soprattutto se si guarda un attimo a quello che può essere il futuro. E, a parte le battute, io volevo veramente congratularmi con te, Giovanni, sia per il rinnovo della carica, perché comunque hai sempre saputo svolgere il tuo ruolo con grande intelligenza, non è un ruolo facile, sappiamo che gli ordini sono organismi ausiliari dello Stato, hanno dei compiti, non hanno funzioni sindacali, ma hanno una funzione di tutela della professione, hanno potere disciplinare, quindi alle volte sono rigidi nei confronti dei propri iscritti proprio perché tutelano un diritto che è quello della salute. Quindi i miei complimenti per il rinnovo e per come hai sempre saputo interpretare con grandissima intelligenza un ruolo assolutamente non facile nella città più bella del mondo. Quindi intanto congratulazioni per questo. Congratulazioni anche per come è stato organizzato il convegno, perché dire e portare tutti gli ordini professionali, ne abbiamo 5 per quanto riguarda l'area della sanità, insieme ai cittadini, significa costruire realmente nei fatti la casa della comunità, cominciare a costruire non soltanto le mura, i modelli organizzativi, ma anche il sentimento, il sentire, la percezione. Vedremo alla fine del mio breve intervento, dopo lascerò spazio al dottor Zulian, come ci sia un aspetto che credo sia molto importante e molto molto attuale. Quindi grazie per come è stata organizzata questa giornata e soprattutto per i relatori che sono stati scelti, tutte persone che hanno dimostrato una grandissima competenza. Ma io volevo complimentarmi in particolare anche con la dottoressa Bonesso che ha fatto una relazione straordinaria, che credo abbia ben dato il polso della reale situazione, di qual è la prospettiva. C'era uno sfondo in filigrana nelle sue diapositive che forse alcuni hanno colto. Il problema è il Servizio Sanitario Nazionale, per come lo abbiamo vissuto fin da piccoli e come lo stiamo vivendo, ha ancora il futuro che tutti quanti forse noi diamo per scontato, ma che io temo non sia così scontato nel momento in cui le cose non andranno bene dal punto di vista delle scommesse che sono state fatte. Tutti quanti ci auguriamo di sì, tutti quanti siamo qui a lottare proprio perché il Servizio Sanitario Nazionale, il Servizio Sanitario Regionale faccia la figura bella che ha sempre fatto finora, perché comunque ricordiamo che proprio per i principi che sono stati richiamati anche dei principi costituzionali abbiamo comunque una sanità in Italia e nel Veneto in particolare che sono straordinariamente performanti. La qualità della salute, del benessere dei cittadini lo dimostra, ci sono molte cose da migliorare, ci sono molte cose che stanno cambiando, però credo che farsi questa domanda sia fondamentale anche per assumere il giusto atteggiamento rispetto alle criticità e ai problemi che si stanno manifestando. Quando torno verso Padova la sera, l'ultima, trovo il cartello, ultima uscita dalla tangenziale, prima di arrivare in autostrada, no? Mi viene un pochettino in mente, le case della comunità potrebbero essere veramente l'ultima uscita, forse, perché se noi imbocchiamo questa uscita e cerchiamo di riuscire a fare gli investimenti dovuti, credo si possa rilanciare il servizio per come lo conosciamo, al quale siamo tutti estremamente legati. E diversamente il rischio che possano affacciarsi nel futuro nuove modalità, nuovi modelli di assistenza come sono all'estero, con diverse dinamiche rispetto a quelle a cui siamo abituati, è un rischio molto concreto, per cui mi piace immaginare questa sfida come una possibilità, forse l'unica veramente, l'ultima veramente importante per rilanciare il servizio sanitario regionale e nazionale per quello che è. Quindi le case della comunità vanno viste come un'opportunità in questa logica, un'opportunità difficilissima, un'opportunità che richiede nuovi modelli organizzativi. L'abbiamo detto, lo hanno detto molti relatori, spesso dietro la parola organizzazione un pochettino si nasconde cioè un po' una nuvola nella quale ognuno nasconde le proprie fantasie o le proprie aspettative, però dobbiamo cominciare a declinarla. Il direttore generale, dottor Filippi, ha declinato in maniera perfetta e molte delle cose che ha detto non le ripeto. C'è anche un aspetto che è un aspetto sociale, del percepito, di come i cittadini la vivono, e credo che questa occasione sia un'occasione proprio per dare uno spunto importante alla nuova modalità di interazione. Non si tratta di immaginarle come un qualcosa di più che si affianca a quello che abbiamo fatto finora e che quindi necessariamente comporta delle risorse aggiuntive. Cambia il modello organizzativo. Ci sono cose che andremo a fare
d'accordo, e cose che non faremo più. Per cui è fondamentale in questo che immaginiamo una diversa modalità di viaggio. Si va in vacanza con la macchina, col carrello pieno, con le valigie sul tetto e dopo un certo punto si va in aereo. È tutto un altro modo di andare in vacanza, non è che c'è qualcosa di più o di diverso. Quindi consideriamo anche questa una riflessione importante sulla quale cimentarci tutti quanti e metterci in discussione, perché credo che sia veramente nodale riuscire a affrontare e interpretare correttamente questa nuova modalità. L'ultimo punto sul quale volevo soffermarmi è quello della violenza sugli operatori sanitari, che sembra assolutamente dissociato, però credo che sia parte del sistema e di come noi oggi stiamo vivendo i cambiamenti. Durante il Covid le professioni sanitarie erano i nuovi santi di fatto, no? Quindi eravamo tutti quanti eroi. Un episodio di violenza che pure si sono manifestati durante il Covid veniva vissuto da tutti con un profondo distacco, un senso di distacco, di condanna unanime. Non c'era nessuno che osava alzare il dito e dire beh, in fondo forse se le meritano. Beh, oggi quello che sta succedendo per la prima volta nella nostra società è che c'è qualcuno che di fronte a disgustosi episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari si permettono di dire beh, forse in fondo se lo meritano. Sono cose terrificanti, ne ho parlato con Giovanni, lui so che ha già messo in campo tutta una serie di azioni anche a livello nazionale proprio per contrastare questa percezione distorta e questo fenomeno sociologico che va affrontato in maniera radicale. È fondamentale riuscire a spiegare alle persone la gravità di certe situazioni. Guardate che la sanità rischia di diventare il terreno di scontro rispetto alle tensioni sociali che finora magari si sono sfogate su altre aree e altri settori. Se questo si dovesse verificare, credo che avremmo tutti quanti da perderne. Per cui riuscire a combattere insieme per difendere il Servizio Sanitario Nazionale e a dare il giusto valore alle professioni sanitarie e a far capire ai cittadini che, voglio dire, ci possono essere anche degli aspetti che non vanno bene, ma si possono migliorare insieme, credo che sia veramente la scommessa del futuro. Per quanto riguarda la nostra ULSS, ho chiesto al dottor Zulian, che è qui presente con me, di fare una rapida carrellata rispetto a quello che stiamo facendo. Il dottor Zulian non è solo il direttore del distretto 1, ma è stato anche nominato direttore della funzione territoriale, è uno dei più stretti collaboratori della direzione strategica, è una persona che io apprezzo tantissimo anche perché nel suo percorso professionale ha fatto l'anestesista per molti anni, quindi è una persona che le mani addosso ai pazienti le ha messe veramente, magari spesso a noi della direzione rimproverano questo, io nel mio piccolo posso dire di aver lavorato come infettivologo, lui ha fatto l'anestesista che è una delle discipline più ricercate sulle quali voglio dire oggi ci confrontiamo con le maggiori preoccupazioni e rispetto anche opportunità. Mauro, ti lascerei la parola per fare una carrellata rapida in modo da fare il punto della situazione rispetto a come siamo messi da noi.